Buon pomeriggio cari amici della Tenda TV, benvenuti a questo nuovo momento di festa che vivremo insieme come diocesi di Vittorio Veneto e come seminario vescovile. Siamo qui nel giardino del nostro seminario. Ormai è diventato un appuntamento fisso, quasi tradizionale, un momento di incontro, conoscenza e intervista con quei seminaristi, diaconi, che si preparano ad un passo importante. Ne abbiamo conosciuti parecchi in questi ultimi mesi, da quando è cominciato il lockdown e poi nei mesi della pandemia abbiamo sempre approfittato per questo momento di conoscenza. Oggi vicino a me c'è Don Davide Reichmann, che sarà ordinato presbitero, prete per la nostra chiesa diocesana. Nel 2021 abbiamo già celebrato l'ordinazione di altri due novelli sacerdoti, Don Davide e Don Giovanni, e tu sei il terzo che completi, diciamo, questo ciclo di quest'anno. Oggi è un giorno importante per la nostra Chiesa perché si celebra la giornata del seminario, ma ancora più importante per tutta la Chiesa perché è la festa, la Domenica di Cristo Re. Cristo, Re dell'universo, è la solennità che conclude l'anno liturgico. Con la domenica prossima ne cominceremo uno di nuovo, la prima domenica di Avvento, e si ricomincia il percorso dei misteri della vita di Cristo che la Chiesa celebra e che medita. La festa di Cristo Re oggi intende ricapitolare in Lui, nella figura di Gesù Cristo, tutto l'universo, tutta la storia, tutto il senso del vivere umano e cristiano. Guardando a Gesù Cristo, guardiamo al punto prospettico e sintetico
con cui tutta la storia può essere compresa, anche la nostra storia personale. Quindi penso che sia proprio bello che anche tu, Davide, possa ricevere l'ordinazione nel contesto di questa solennità così importante. Beh, i nostri ascoltatori, quelli che ci guardano, un po' ti conoscono, ma non fa mai male ripetere un po'. Chi sei, da dove vieni? Allora, sono Don Davide Reichmann, appunto, ho 34 anni e vengo dalla parrocchia di Mosnigo, Moriago, e dopo qualche anno di lavoro, ecco, sono entrato in seminario, in comunità vocazionale prima e in seminario poi. Sono diventato diacono il 10 gennaio scorso a Mareno di Piave e adesso svolgo il mio servizio pastorale come collaboratore intanto, ecco, nelle parrocchie dell'unità pastorale di Ceggia. Quindi sicuramente sia da Mosnigo, sia da Ceggia, Grassaga, Fossaga, Iniga, ci sarà tanta gente che ti guarda, che prega per te. Hai accennato al tuo lavoro precedente, l'ingresso in comunità vocazionale, poi in seminario, ormai parliamo di parecchi anni fa. Chi ti conosce sa che tu hai fatto per 10 anni il pasticcere, un mestiere molto dolce e anche molto così gustato dalla gente, e anche noi in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarlo. Parto proprio da questa similitudine, da questa metafora, per chiederti: adesso non devi più cucinare dolci, c'è altro che devi cucinare, è un'altra la tavola sulla quale potrai compiere il tuo servizio, l'altare. Ma per fare un buon prete, che ingredienti servono? Che cos'è che metteresti nella pentola? Beh, 3 ingredienti che mi sono cari e che mi hanno aiutato, ecco, ad essere quello che sono adesso, quindi la fiducia, l'ascolto, ecco, e la disponibilità. Senz'altro questi 3 ingredienti sono indispensabili per un ragazzo che vuole dedicare la propria vita al Signore. Fiducia nel Signore, anzitutto, ecco, ma anche in chi è educatore, quindi nel rettore, negli educatori che mi hanno accompagnato in questo tempo, ecco, nei fratelli di comunità, ma anche la disponibilità a lasciarsi correggere quando è ora e a lasciarsi guidare nei momenti belli e anche faticosi della vita di seminario. E l'ascoltare la gente, l'ascoltare i preti, ascoltare i fratelli, ascoltare il Signore, ecco, che ti dice seguimi, sono qui a chiamarti, vieni dietro a me. Mi hai chiamato, eccomi. Sono proprio queste le parole che campeggiano anche sulla locandina che il seminario ha preparato insieme con te per annunciare la tua ordinazione. Ordinazione nella quale tu, sì, sei coinvolto, ma potremmo dire non sei il protagonista. È ancora una volta il Signore Gesù, quel re, quel sacerdote, quell'amico che ti ha chiamato, che è al tuo fianco e che continua a chiamarti e a voler bene a questa nostra Chiesa diocesana. Eccomi, manda a me. Beh, in questa domenica del seminario, caro Don Davide, lo slogan che ci accompagna è "plasmati dalle sue mani per annunciarlo ai fratelli". Sappiamo che ti è cara anche l'immagine che è stata adoperata nella locandina del seminario, in cui si notano proprio queste mani che plasmano, che ti formano alla fiducia, all'ascolto, alla disponibilità. Com'è che hai sentito queste mani invisibili ma reali del Signore Gesù in questi anni di formazione? Proprio da quelle mani, che un'immagine plastica, ecco, che sono le mani di quel vasaio che modellano l'argilla, le ho sentite su di me come mani forti, ecco, che hanno sgrezzato la mia vita, hanno sgrezzato il mio essere, ma anche mani delicate che hanno saputo definire e rifinire questo lavoro che ne è uscito e che ne sta uscendo. Mani che ho sentito paterne, mani che ho sentito affettuose e mani che ho sentito anche rigide forse, ma rigide per un qualcosa di maggiore, un qualcosa che mi accompagna ad essere il prete, ecco, che vorrei e che la Chiesa mi sta chiamando ad essere per Vittorio Veneto e per la Chiesa tutta, insomma.
mani forti e mani delicate insieme. È proprio così che agisce il Signore. Ma noi lo sappiamo bene, le mani del Signore passano anche attraverso la testimonianza della gente, lo hai ricordato poco fa, ascoltare la gente per un prete è fondamentale. Bene, la tua gente che è in festa per te, che ti ha accompagnato in questi anni di formazione, caro Don Davide, adesso davvero festeggia, ringrazia, loda il Signore per la sua bontà. Che messaggio vorresti dire e dare alla tua gente? Penso alla parrocchia di Mosnigo, alla parrocchia di San Martino, ma penso anche alle parrocchie che hai conosciuto, ai giovani che hai incontrato, a quegli anziani che magari in modo silenzioso ti hanno offerto le loro sofferenze, le loro preghiere. Un messaggio che voglio dare è sappiate usare quei 3 verbi che ho detto prima: ascoltare, essere disponibili e fidarsi, ecco, del Signore, che sempre fa bene a ciascuno per qualsiasi scelta e qualsiasi vocazione, ma soprattutto per ciascuno di noi è importante saper fidarsi, ascoltare e seguire, ecco, quella voce del Signore. Sappiate davvero ascoltare con il cuore e non soltanto con le orecchie la voce del Signore. E le mani che fra un po' sentirai sopra la tua testa, quelle del Vescovo e poi quelle di tutti i preti presenti alla celebrazione, un momento di grande intensità che anche i nostri amici a casa potranno seguire attraverso le nostre frequenze. Ti auguriamo tanto bene, a te e a tutto il seminario, ai passi e ai cammini dei nostri seminaristi, ma a ciascuno di noi, nel suo stato di vita, nella sua condizione, nella sua stagione di vita. Sappiate e sappiamo che abbiamo davvero nei cieli un aiuto, un re, non un re despota, ma un re che ci ama e che ha sacrificato se stesso per tutti noi. Davvero siamo in buone mani e di lui possiamo fidarci. Buona celebrazione e buona festa a tutti. Celebriamo oggi la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Alla festa della liturgia si aggiunge un ulteriore motivo di gioia per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa Eucaristia, infatti, il Vescovo Corrado ordinerà presbitero Don Davide Reichmann, originario della parrocchia di Mosnigo. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica, con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servirlo nella sua Chiesa, per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni. Anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale e alla vita missionaria, ed è a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo. La celebrazione che viviamo
ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre, attraverso il suo Figlio Gesù, in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su colui che sarà ordinato presbitero. Accogliamo ora il Vescovo con i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto Via, Vita e Verità che troviamo all'inizio del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe Kyrie eleison. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deur ex celestis, Deus Pater omnipotens. Peccata mundi, miserere nobis, cui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di splendore. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa, per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi, ad ogni occhio lo vedrà. Anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore.
Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello del candidato al ministero presbiterale. Con questo gesto la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta all'ordinando al Vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo. È compito del seminario vescovile aiutare il Vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al Vescovo l'ordinazione del candidato. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Don Davide Reichmann. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Abbiamo appena ascoltato queste parole, con cui Gesù riassume tutto il suo essere, tutta la sua missione, dare testimonianza alla verità. Molti lo sanno, ma lo richiamo. Quando l'Evangelista Giovanni parla di verità, non intende, come normalmente facciamo noi, un'affermazione intellettuale o anche dottrinale o una teoria. No, la verità per il quarto Evangelista è il progetto di Dio sulla nostra storia, il modo con cui Dio vede e desidera e, aggiungiamo, porterà a compimento la nostra storia. Quale storia? Quella personale di ognuno di noi e quella che tutti insieme stiamo vivendo. Quella storia che spesso ci sembra una realtà ingarbugliata, contraddittoria, senza una direzione e un significato precisi, senza ari né stari, diceva mia nonna. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, ma che non significa nulla, per citare una frase più dotta, Shakespeare nel Macbeth. Ebbene, Gesù ci assicura che la storia in cui si tesse la nostra vita ha un significato, e questo significato è l'amore, è l'accoglienza, è la dedizione incondizionata. Questo dà senso, questa è la meta della storia. Questo da parte di Dio anzitutto, ma anche da parte nostra. Ebbene, Gesù rende testimonianza a questa verità amando fino all'ultimo, facendo della sua vita un dono incondizionato di amore.
Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. E mostrando con la sua risurrezione che l'ultima parola non è della cattiveria, della violenza, della prepotenza, dell'inganno, della menzogna. Questo è il modo di interpretare la storia che ha il principe di questo mondo, il padre della menzogna. No, il fine, la meta, il destino della storia voluto da Dio è l'amore, che è fonte di vita. È proprio questo il senso della nostra esistenza e anche quello dell'intera storia dell'umanità, perché questo è il progetto che Dio ha su ciascuno di noi e su tutta l'umanità. Gesù è venuto a rivelarcelo e ad attuarlo, in modo che sia possibile a tutti vivere la propria esistenza in questo modo. E allora anche la nostra storia personale e la storia di tutta l'umanità procederà verso la sua autentica realizzazione e sarà la storia allora di un popolo di figli e di fratelli. Ecco perché la seconda lettura, sempre dell'Apostolo Giovanni ma tratta dall'Apocalisse, afferma che Gesù Cristo è il testimone fedele. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Egli è il testimone fedele, ribadisce Giovanni. Non solo quindi Gesù è rimasto fedele alla sua testimonianza, alla verità, ma questa testimonianza è affidabile. Gesù, dice l'Apocalisse, è colui che ci ama, è colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, è colui che ha fatto di noi un regno sacerdoti per il suo Dio e Padre. Sacerdoti, un regno di sacerdoti. Sacerdoti nel senso di offrire il vero culto che Dio desidera da noi, e cioè una vita vissuta nell'amore, una vita filiale e fraterna. Questo è il sacerdozio a cui ognuno di noi è destinato e che ci è stato donato nel momento del nostro battesimo. Fare della nostra vita un'offerta gradita a Dio, e ciò che è gradito a Dio è una vita vissuta nell'amore, perché questo è il suo progetto, il suo desiderio. San Paolo lo dirà in altro modo, ma coincidendo, è questo il vostro culto spirituale, offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, nell'amore. Ebbene, caro Don Davide, pensavi che mi fossi dimenticato di te? No, perché oggi tu, che per il battesimo sei già sacerdote per Dio Padre, oggi riceverai il sacramento dell'ordine sacro che ti costituirà sacerdote in modo nuovo, sacerdote a servizio dei fratelli. Potremmo dire sacerdote a servizio del sacerdozio battesimale di ogni tuo fratello e sorella. Certo, anzitutto a servizio del sacerdozio dei fratelli battezzati, e quindi a servizio del loro sacerdozio, della loro vocazione a fare della propria vita un dono nell'esistenza di ogni giorno, ma anche a servizio dei fratelli non battezzati, nel senso di essere segno e strumento di Gesù buon pastore, che vuole che tutti arrivino alla conoscenza della verità. Mai capiamo cos'è questa parola, cioè del progetto di Dio, che è un progetto di amore filiale e fraterno. Pensavo in questi giorni che tu diventi sacerdote nel momento e nel contesto di una sinodalità a cui il Papa ha richiamato tutta la Chiesa. Quel camminare insieme,
perché sinodalità vuol proprio dire questo, no? Camminare insieme, quel camminare insieme che ci siamo proposti anche noi come diocesi di figli obbedienti e docili nei confronti del Santo Padre. Quel camminare insieme sarà proprio un camminare insieme per essere un regno di sacerdoti per il Dio e Padre del Signore Gesù, nella diversità dei doni, ma nella comune ricerca di una vita di figli e di fratelli. Un camminare insieme che deve tenerti lontano da ogni idea di superiorità o di separazione o peggio di dominio, ma ti spingerà piuttosto a riconoscere e valorizzare la diversità per la comunione. Quella comunione che non è altro che l'attuazione del progetto di Dio, che non è altro che la verità. Un grande grazie allora al Signore perché ti ha chiamato. Grazie Signore, proprio di tutto cuore. Un grande grazie a te e certamente anche alla tua famiglia per aver risposto generosamente eccomi. Un grande grazie al seminario che ti ha accompagnato per lunghi anni e ti ha sostenuto nella ricerca e poi nell'attuazione della volontà del Signore sulla tua vita, come pure un grazie alle parrocchie che ti hanno visto presente, Mosnigo in primo luogo, ma anche le altre parrocchie in cui hai prestato il tuo servizio. Infine, una grande preghiera insistente di domanda al Signore. Signore, donaci altri ragazzi, giovani e anche adulti che rispondano alla tua chiamata a diventare sacerdoti a servizio del sacerdozio battesimale dei loro fratelli e sorelle. Sostieni la loro risposta, specialmente nei momenti di prova e di dubbio. Aiutali a intuire la bellezza e la fecondità di questo dono che tu fai a loro, alla Chiesa e al mondo intero. Don Davide manifesterà ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà di accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta. Possiamo rimanere seduti. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio.
prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci alziamo in piedi. Nel canto delle litanie dei santi chiediamo a Dio per questo nostro fratello la grazia dello Spirito Santo. Al termine delle litanie, il Vescovo imporrà le mani sul capo dell'ordinando e con la solenne preghiera di ordinazione che seguirà ne sarà espresso il senso e la portata. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo Figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi. San Michele, Prega per noi. Santi angeli di Dio, Pregate per noi. San Davide, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi patriarchi e profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Marco, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, San Vitale, Santi Ermagora e Fortunato, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santa Augusta, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio,
San Basilio, San Martino, San Benedetto, San Venanzio Fortunato, San Tiziano, San Magno, Santi Cirillo e Metodio, Santi Francesco e Domenico, San Luigi Gonzaga, San Francesco Saverio, San Francesco di Sal, San Giovanni Maria Vianney, San Giovanni Bosco, San Luigi Guanella, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Marco d'Aviano, Beato Luigi Tezza, Beato Claudio Granzotto, Beato Giuseppe Toniolo, Beato Luigi Caburlotto, Beata Giuliana da Collalto, Beata Maria Pia Mastena, Santi e sante tutti di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo,
noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono per Cristo nostro Signore.
Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, Artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico, a Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, o Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i tuoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunciare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti ad un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il senso del ministero ricevuto. L'abbraccio di pace, a causa del momento che stiamo vivendo, oltre che con il Vescovo, sarà scambiato con il Vicario Generale e il Rettore del Seminario, quali rappresentanti di tutto il Presbiterio. Accompagniamo questo momento con i canti che troviamo nel libretto.
ravvivate il dono che possedete e che vi è stato conferito con l'imposizione delle mani, per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Don Davide, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Renditi consapevole di ciò che... Ci alziamo in piedi per professare ora la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Possiamo sedere. Inizia ora la liturgia eucaristica. Partecipiamo al canto Salga a te, Signore, che troviamo sul libretto.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Davide, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Uniamo ora le nostre voci e insieme preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto. Con la preghiera silenziosa e con il canto, disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù, risorto e presente tra noi. L'Eucaristia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione e nelle navate laterali, davanti ai primi due altari. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. A tutti coloro che ci seguono attraverso la tenda TV e le frequenze di Radio Palazzo Carli, proponiamo di partecipare attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione conclusiva solenne, un grande ringraziamento a tutti voi che avete partecipato a questa intensa celebrazione, a tutti i sacerdoti che molto numerosi, mi hanno sorpreso il numero così alto. È bello vedere che il presbiterio si unisce all'inizio del presbiterato di un loro nuovo fratello. Questa mattina abbiamo fatto le esequie di un sacerdote, di un bravo sacerdote. Oggi pomeriggio ne abbiamo ordinato un altro. Ringraziamo il Signore sia per il ministero di Don Giuseppe Querin, tanti anni lungo, sia per il nuovo ministero che Don Davide inizia. Grazie alla famiglia di Don Davide che l'ha sempre accompagnato e sostenuto, grazie ovviamente al seminario, abbiamo già ricordato. Grazie a tutti coloro che hanno reso bella questa celebrazione, in particolare il coro che ci ha aiutato a pregare attraverso i canti così fatti bene. Chiediamo che il Signore accompagni Don Davide, che inizia oggi, non è giovanissimo, però è solido e avrà modo di, visto che la vita media oggi si prolunga, di svolgere per tanti anni il suo ministero. Ne abbiamo davvero bisogno e preghiamo, come ho detto nell'omelia, perché il Signore continui a darci sacerdoti per la nostra Chiesa. Quest'anno ne abbiamo ordinato 3, grazie al cielo, però non è che nei prossimi anni possiamo averne così. Ecco, però preghiamo, non stanchiamoci di pregare, ve lo lascio come mandato e come parola d'ordine, insistere con invadenza che il Signore ci doni operai per la messe. Il Signore sia con voi. Dio che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito Santo perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Amen. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su tutti voi qui presenti e su coloro che ci hanno seguito attraverso le frequenze di Tenda TV e di Radio Palazzo Carli, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. Ora, durante il canto, si formerà la processione con i presbiteri e il vescovo. Siamo poi tutti invitati presso i portici del seminario nella sala Vendrame per salutare personalmente Don Davide.
ego dixi ecce venio, ut facerem voluntatem tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.